Allora, bentornati nella Digital Showroom di Samu Expo, un progetto di Confartigianato Imprese Veneto con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confartigianato Imprese Padova ed EBAV. Un progetto per portare sempre di più il digitale nella vita quotidiana delle aziende artigiane, piccole e medie. Un progetto che si compone di esperienze concrete di matching, le aziende sono qui a incontrare altre aziende da questo studio. Un progetto che si completa con dei momenti di formazione, informazione, aggiornamento. Ieri abbiamo scoperto il mondo della marca e del suo posizionamento, abbiamo ragionato sulla comunicazione specifica per il momento della fiera abbiamo anche approfondito il tema della promozione sui vari mezzi del digitale, dal web ai social. Questa mattina insieme a me, nella prossima mezz'ora, capiremo un po' meglio come funziona questa realtà, la realtà della Digital Showroom e come realizzare eventi digitali di successo. Io sono Domenico Lanzilotta, sono un giornalista e un imprenditore, la mia azienda si chiama Bloom e tra un secondo ve la presento. Vediamo cosa approfondiremo in questa mezz'ora, cercheremo un po' di toccare questi temi, sarà un lavoro un po' per titoli. Vedremo che cosa abbiamo imparato rispetto al grande tema degli eventi digitali, qualche caso di studio, qualche esempio concreto e poi entreremo tecnicamente nella Digital Showroom, capiremo come si gestisce il virtual set e soprattutto come si gestisce il contenuto di quello che nella Digital Showroom portiamo, degli eventi che vogliamo costruire, capiremo come gestire una scaletta, come vanno scelti gli speaker perché l'evento sia particolarmente efficace e ancora come mantenere viva l'interazione con chi ci ascolta e con chi ci guarda, come gli amici che in questo momento ci stanno seguendo sui tablet distribuiti qui in fiera, negli schermi subito all'esterno di questa Digital Showroom o collegati da remoto dai social di Confartigianato e del sistema. Capiremo poi, se avremo il tempo, come gestire la fase di acquisizione, quindi come portare utenti e ascoltatori ai nostri eventi e come gestire il follow up, cioè tutto quello che viene dopo l'evento. Infine una piccola checklist ci aiuterà a ripassare tutto quanto. Dicevo che sono un giornalista e anche un imprenditore. Bloom è la società che ho contribuito a fondare ormai 7 anni fa. Lavoriamo nel mondo della comunicazione e degli eventi, siamo specializzati nel comunicare l'innovazione, lo facciamo attraverso la definizione di strategie e la definizione di strumenti di comunicazione corporate, l'attività più tradizionale che è quella dell'ufficio stampa e delle media relation e l'organizzazione e la progettazione di eventi e di occasioni di lead generation. Questa qui è la nostra catena di valore che va appunto dalle strategie di comunicazione fino alle opportunità di open innovation, di innovazione aperta. Crediamo che la comunicazione abbia una funzione creatrice. Comunicare bene significa anche costruire bene opportunità. Entriamo subito nel vivo. Ci siamo fatti aiutare da Alessandro Di Stefano, che è un giornalista, è una grande firma di Startup Italia, per farci raccontare da lui che cosa abbiamo imparato nel tempo della pandemia rispetto agli eventi digitali. E allora ecco il servizio che ce lo racconta. Eventi fisici ed eventi digitali, oppure eventi ibridi. Il futuro del mondo degli eventi si giocherà su queste parole che appunto abbiamo imparato a conoscere perché dopo un anno di pandemia il settore degli eventi, delle fiere, dei convegni, degli show è stato profondamente rivoluzionato. Da questo punto di vista mi sento di dire che la sfida più importante è quella che riguarda l'interazione con il pubblico. Negli eventi digitali che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno, ci siamo resi conto di quanto l'interazione, la capacità di coinvolgere il pubblico sia in qualche maniera stata trascurata negli ultimi anni. Sappiamo che molti eventi fisici hanno avuto anche una comparsa digitale, ma al tempo stesso l'abbiamo percepita sempre come una sorta di orpello, come un qualcosa di più che non era centrale. In realtà nel futuro degli eventi l'ibridazione contemplerà una nuova offerta per coinvolgere sempre di più il pubblico e farlo sentire partecipe, farlo sentire al centro dello show. È importante appunto notare che di esempi ce ne sono stati davvero tanti
in grande e in piccola scala. Mi viene in mente per esempio la Milano Fashion Week dello scorso anno, del 2020, quando la sfilata di Gucci, grazie a una copertura social senza precedenti, ha raggiunto la bellezza di oltre 105 milioni di persone in tutto il mondo. E che cosa ci insegna questo caso? Ci insegna che se gli strumenti vengono utilizzati al meglio si può rendere un evento importante qualcosa di ancora di più, si possono raggiungere più persone, si possono raggiungere persone che altrimenti non potrebbero conoscere quell'evento, non potrebbero parteciparvi. Per tanto tempo abbiamo pensato all'evento come a un qualcosa di solamente fisico. Il Cigno Nero del 2020 ci ha spinto a guardare oltre e a capire che le sfide da questo punto di vista sono ancora più importanti e ancora più stimolanti per far evolvere il settore. Un altro esempio molto importante che mi viene in mente, che si è tenuto appunto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, ha a che fare con Cisco, una delle più importanti multinazionali tecnologiche che nell'ultimo anno ha sperimentato addirittura il Fijigram, ovvero l'introduzione di ologrammi all'interno di eventi. Se pensiamo agli ologrammi ci viene in mente per esempio quello che sta facendo Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, con Oculus e con l'idea della realtà aumentata. Il futuro della tecnologia sta nella capacità dei device di futuro di dare una sensazione di presenza. Sappiamo benissimo che attraverso gli ologrammi potremmo percepire la presenza di una persona che sta dall'altra parte del mondo e avere una percezione di quella persona diversa rispetto a vederla semplicemente su uno schermo proiettata appunto su un palco di un grande evento. Queste sono le sfide del futuro, sono sfide che riguardano sia le grandi corporate ma anche, mi viene da dire, le piccole e medie imprese, le piccole realtà che hanno capito durante i difficili mesi del lockdown che con il digitale si può cavalcare un cambiamento che richiede naturalmente un cambio di paradigma, che richiede naturalmente un nuovo modo di approcciare la tecnologia e anche il proprio lavoro. Da questo punto di vista la lezione più importante che penso tutti noi potremmo accogliere è che gli eventi fisici torneranno perché ne abbiamo bisogno tutti, ma la sfida più importante che ci aspetta è tradurli in qualcosa di diverso, tradurli in un qualcosa di ibrido, anche questa una parola che sicuramente ci sarà moltissimo nel futuro. Una delle sfide più importanti che ci aspetta per il futuro degli eventi è che fisico e digitale dovranno prima o poi entrare in simbiosi, dovranno trovare una nuova simbiosi per il bene degli organizzatori e soprattutto anche per il divertimento, il coinvolgimento del pubblico che da casa o in fiera è presente. Trasformare l'evento fisico in qualcosa di più. Il digitale non è, l'abbiamo ormai capito, la sostituzione dell'evento in presenza. L'evento in presenza però non può tornare ad essere come era prima, ce lo dicevamo anche ieri con i presidenti, il presidente di Confartigianato, il presidente di Fiera. L'esperienza deve essere sempre di più quella dell'ibridazione. È quello che stiamo facendo anche qui oggi. Siamo dentro uno studio virtuale ma stiamo immersi dentro un padiglione dove pulsa la vita di visitatori, imprese, siamo tornati a stringerci le mani, ma non vogliamo rinunciare alle opportunità che il digitale ci può regalare. Vediamo ora vediamo molto velocemente qualche caso di studio, qualche esempio concreto. Vediamo in particolare i primi eventi digitali, le prime esperienze che abbiamo fatto. Sembra una vita fa, in realtà è solo qualche mese fa. E partiamo con questa citazione di Virtual Event Tech Playboy. Il mondo degli eventi è ufficialmente entrato in una nuova era. Era gennaio 2021, è un anno fa, ma tutto sembra così diverso adesso. Nulla sarà più come prima, anche quando torneremo a incontrarci di persona. Il futuro sarà ibrido e la componente digitale avrà un ruolo da protagonista. Io penso che questo non sia così scontato, dobbiamo lavorarci, dobbiamo ricordarci che opportunità ci ha dato il digitale, dobbiamo conservarle, dobbiamo farne valore, capitalizzarli. Qui c'è una piccola timeline nella prossima slide che racconta cos'è successo nel mondo degli eventi dal Cigno Nero del Covid in poi. Nel 2020 tutto è passato in digitale per forza più che peraltro per necessità. Nel 2021 abbiamo cominciato a porci il problema dell'interazione tra digitale e reale
Nel 2022, nella cosiddetta era del new normal, ammesso che ci entreremo, lo speriamo tutti, gli eventi sono un punto di incontro tra reale e digitale. Digitale significa anche quello che vediamo nell'ultima riga, un approccio data driven, sapere arrivare al nostro interlocutore ideale, alle persone giuste, dire a loro e solo a loro le cose che a loro interessa sapere o imparare. Gli eventi digitali, lo abbiamo sperimentato, hanno formati diversi, dal webinar al web summit, al meeting online, quello che faremo più tardi con le nostre imprese, che incontreranno altre imprese da questo studio virtuale, ma ancora eventi che durano un'intera giornata, i cosiddetti digital daily event e le fiere virtuali. Ne abbiamo sperimentati tutti quanti, i dati dicono che non hanno l'efficacia delle fiere fisiche, per fortuna vorrei dire, ma alcuni elementi delle fiere virtuali adesso rimangono nelle fiere fisiche e reali, sono un po' la loro prosecuzione sul digitale. I format sono tanti, quelli sviluppati sono stati tanti e saranno sempre di più, e gli eventi hanno conquistato un po' tutte le categorie di aziende, sia da un punto di vista dimensionale che da un punto di vista di comparto, quindi le grandi aziende e le piccole e medie imprese, anche le piccole e le piccolissime. Aziende operative nel business to business, aziende più orientate al consumatore finale, rispetto ai formati, gli educational, momenti di formazione aziendale, ma anche momenti di entertainment, di svago, conferenze, lezioni e così via. Ci sono 4 elementi centrali, 4 pilastri nella definizione di un evento digitale in un contesto di nuova normalità. Il primo è senz'altro quello della creatività. L'evento deve essere pensato come qualcosa di totalmente nuovo, diverso, deve offrire un'esperienza di novità. Il secondo grande tema dell'interazione, lo citava lo stesso Di Stefano nel suo servizio, un evento virtuale, ma ormai anche un evento fisico, deve prevedere momenti di interazione più marcata tra gli speaker e il pubblico, e non possiamo più pensare a conferenze con speech che durano mezz'ora, 40 minuti, un'ora. Terzo elemento, l'elemento di broadcast, la possibilità di fruire dell'evento anche se non si è fisicamente in presenza e se non si è nella contemporaneità, quindi la possibilità di avere la registrazione disponibile, meglio ancora una selezione delle registrazioni. E ultimo elemento, il tema della location. Prima si cercava la location bella, diversa, comoda, oggi va fatto un ragionamento anche in temi di virtualità e quindi realtà come questa sono soluzioni che tengono insieme il potersi posizionare in un contesto fisico tradizionale, il poter creare però un piccolo studio con tutto sommato una buona accessibilità sia in termini di investimento che organizzativi, soprattutto se avete un service fenomenale come il nostro. Vediamo le origini degli eventi digitali internazionali. Io ho voluto in queste slide tenere proprio i primissimi eventi che sono stati organizzati nel pieno della pandemia. Può sembrare, e lo è materiale un po' datato, ma è materiale che ha al massimo 1 anno e mezzo, 2 anni di vita e serve a ricordarci da cosa siamo partiti. Grande evento, qui tutti rimanemmo stupiti, grande evento mondiale, Inbound nel 2020 decide di realizzare comunque il proprio evento annuale, di farlo in modalità virtuale. Lì abbiamo visto per la prima volta tutte le soluzioni che oggi utilizziamo, il live streaming, la possibilità di un accesso on demand, la garanzia di avere anche l'opportunità di incontri uno a uno, nonostante parliamo di un appuntamento mondiale, e quindi piattaforme di matching, di incontro attraverso le app, attraverso il sito, per approfondire le tematiche offerte nei momenti main, nei momenti principali. Grande evento sportivo virtuale nel 2020, il Tour de France. Qualcosa di simile fece anche il Giro d'Italia, ebbe una modalità virtuale digital
quindi da casa si poteva partecipare a questa versione totalmente peculiare della grande corsa francese. C'era un'app che attraverso la realtà aumentata offriva esperienze 3D, una piattaforma per tracciare il posizionamento dell'evento in tempo reale e ancora un'esperienza di gamification, quindi un gioco che permetteva ai partecipanti di scommettere sui risultati di ogni singola tappa. Vediamo anche qualche evento italiano, la Milano Digital Week, parliamo sempre di parliamo del 2021, tentò la via della edizione totalmente online con successi altalenanti, però una piattaforma di 650 eventi, una marea di speaker, tantissimi contatti generati. Sappiamo che poi l'evento totalmente digitale ha velocemente perso quella spinta di interesse, per cui oggi ci stiamo chiedendo che cosa diventeranno gli eventi per l'appunto. E ancora un esempio di sfilata post-Covid, ma abbiamo visto quella di Hermès citata da Di Stefano nel servizio. Veniamo ora, focalizziamoci sulle aziende. Quali sono i formati principali che le aziende hanno sviluppato e che tuttora possono sfruttare? Gli online meeting, la formazione, i virtual tour, gli eventi dedicati alla stampa. C'è un tema di facilità all'accesso delle tecnologie, tutti possono fare facilmente, collegarsi facilmente in call conference per esempio con qualcun altro collegato da remoto. Quindi diciamo che tecnicamente, al netto della qualità poi e della resa, chiunque è in grado di mettere su un evento digitale. La vera sfida è fare in modo che questo evento sia gradevole, che sia efficace, e questo è quello che vedremo tra un pochino. Ma vediamo intanto qualcuno dei format, giusto per fare un ripasso, insomma li conosciamo più o meno tutti, da quello più classico del virtual meeting, può essere fatto in Zoom o può essere fatto in modalità un po' più gradevoli e con una regia un po' più curata. Virtual meeting che possono diventare intere giornate, per esempio dedicate al team building aziendale, tutte in digitale, con una partecipazione da remoto di tutto il team. E ancora esperienze di smart tasting, queste le abbiamo viste durante la pandemia, offerte soprattutto da aziende del mondo dell'agricoltura e dell'enogastronomia, collegati da remoto facciamo insieme un'esperienza di degustazione di un prodotto che ho fatto arrivare a casa del singolo partecipante. E ancora esperienze ibride con tour virtuali ed una successiva fase di incontro one to one. Vediamo il video di un'azienda come Geberit che ha costruito, nell'anno in cui le fiere non si potevano fare, il proprio grande padiglione. Ecco il video che sta partendo, un vero e proprio padiglione come quelli che vediamo quest'oggi fisicamente qui in fiera a Pordenone. E un padiglione che era possibile frequentare, nel quale era possibile entrare, muoversi, vedere i vari prodotti, incontrare le varie soluzioni, e la visita al padiglione era prodromica, era lo stimolo per poi fissare appuntamenti one to one con gli esperti dell'azienda, che esattamente come in una fiera fisica si possono incontrare, con i quali si può approfondire un aspetto che ci interessa particolarmente. Questo era possibile farlo in collegamento da remoto. Piccola frase ispirazionale: il lavoro non è verso dove andiamo, ma è il valore che proponiamo, sia questo di persona o in digitale. Quando costruiamo un evento fisico o virtuale che sia, la nostra grande domanda deve essere sempre: qual è il valore che voglio trasmettere, qual è il significato che voglio proporre. Ci arriveremo in un momento successivo, ma adesso capiamo un attimo tecnicamente come funziona questo virtual set in cui ci troviamo.
Ecco, mi vedete adesso collocato dentro uno spazio che è completamente digitale. Nella slide che vedete qui al mio fianco, vedete come in realtà, in che luogo mi trovo nella realtà. Sono vestito diversamente, ma sono sempre io. Eccoci. Vedete che sto dentro uno studio completamente verde, è il cosiddetto green screen. Quel colore verde verrà sostituito attraverso le soluzioni tecnologiche utilizzate dal nostro service, verrà sostituito con questo setting. Vedete anche che lo studio è in realtà molto più piccolo della percezione e dello studio virtuale che dal quale io vi sto trasmettendo questa mezz'ora di contenuto. Il virtual set ha una serie di elementi dei quali dobbiamo tener conto, ma soprattutto deve darci la possibilità di ospitare delle persone che dicono delle cose. Può essere uno speech come questo qui, in cui c'è soltanto uno speaker, ci sono soltanto io. Più spesso prevederò una interazione con uno o più relatori. Allora, i relatori possono essere presenti qui nello studio fisicamente, oppure possono essere collegati da remoto, esattamente come già facciamo via Zoom, via Skype, via Meet, però vengono inseriti all'interno dello studio, per esempio all'interno dello schermo di cui lo studio virtuale è provvisto. Questo ci aiuta a far percepire la loro presenza molto di più che non attraverso un normale collegamento. Ovviamente nel collegare i relatori bisogna stare attenti a una serie di dettagli tecnici come la luce, l'inquadratura in cui si trovano e soprattutto l'audio, la qualità dell'audio con il quale si collegano. E ancora lo sfondo. Qui vedete in questa slide una serie di sfondi possibili, perché il Virtual Studio, essendo virtuale, può avere aspetti più diversi. Quello in cui ci troviamo adesso, ma anche, come vedete, soluzioni più forestali o più tecnologiche, più green. Insomma, la declinazione poi può essere molto adattata rispetto alle esigenze di chi organizza l'evento. Molto importante, e ce lo dice questa slide, fare attenzione al brand, cioè alla visibilità della nostra immagine. Vedete nella slide uno studio molto simile a questo, con il logo dell'evento al quale fa riferimento questa slide, che è City Vision, una serie di appuntamenti sul tema della trasformazione intelligente delle città. Ma anche nel nostro studio in cui ci troviamo adesso potete vedere che i brand sono ben evidenziati, sia quello della manifestazione in cui ci troviamo, quindi di Samu Expo, sia degli organizzatori. Quindi vedete girare i loghi di Confartigianato del Veneto, Confartigianato di Padova, e ancora quello di EBAV, di UPA Servizi e così via. Ci sono una serie di elementi che possono aiutarci invece a rendere più gradevole l'esperienza di evento virtuale, per esempio dei video. Qui vediamo il video di stacco, ma allo stesso modo servizi come quello di Stefano che abbiamo lanciato poco fa sono piccoli momenti che ci aiutano a staccare dalla diretta, a dare un momento di interazione e di ritmo aggiuntivo, e contemporaneamente a darci anche magari il tempo tecnico per bere un goccio d'acqua, verificare che stiamo rispettando la scaletta e così via. Ma a proposito di scaletta, visti gli aspetti tecnici, questo è probabilmente il cuore di ogni evento. Definire una scaletta nel dettaglio significa costruire il successo dell'evento a priori. Che cos'è una scaletta? In generale la scaletta è un documento, un foglio di carta, una serie di fogli o un documento digitale che definisce la struttura, i contenuti, gli interlocutori di un evento. È un documento tecnico, è un documento interno, molto schematico, non destinato alla divulgazione, ma è un documento centrale per il successo di un evento. Viene condiviso tra gli organizzatori dell'evento, la committenza, il moderatore, i panelist,
la regia tecnica e anche, se ce l'abbiamo, l'equipe social che poi contribuisce alla diffusione social dell'evento. Un evento è un documento, la scaletta, aggiornato costantemente fino all'ultimo, perché deve permetterci un controllo totale sull'evento. Quali sono gli elementi principali per la costruzione della scaletta? Stabilire bene le diverse tipologie di attività che immaginiamo nel corso dell'evento, definire quali sono le persone che devono fare le diverse azioni collegate all'evento, e la scaletta si deve porre il problema di creare un mix equilibrato tra contenuti, linguaggi, strumenti di comunicazione aggiuntiva, per creare un mix equilibrato che porti a una gradevolezza complessiva dell'evento. Per ottenere un evento che funzioni, per ottenere un evento che tenga alta l'attenzione, dobbiamo prevedere in scaletta una sequenza di moduli molto brevi. Dobbiamo cercare di cambiare il tono e cambiare lo stile di ciascuno di questi moduli in modo da dare un elemento di continuo movimento, di dare leggerezza. Bisogna puntare su un moderatore capace di tenere sul ritmo, garantire il rispetto dei tempi e risolvere gli imprevisti che inevitabilmente in ciascun evento virtuale si verificano. Vediamo velocemente, ci mancano veramente pochi minuti, la struttura di una scaletta tipo. Salto le parti un po' più ovvie, forse banali. Il titolo di un evento è probabilmente il motivo per cui le persone sceglieranno meno di partecipare. La parte di saluti all'interno di un evento rischia di essere quella pesante, dobbiamo trasformarla invece in un momento dinamico che porti contenuto, che porti sostanza. La parte di introduzione di un evento è importante, l'abbiamo fatto anche quest'oggi. La prima cosa che ho fatto è stata mostrarvi quali sono i temi che avremo toccato in questa chiacchierata. Perché è importante? Perché serve a dare all'interlocutore un'idea, una mappa per orientarsi dentro il nostro evento e per capire perché è importante che ci segua fino in fondo. La scaletta poi deve prevedere i vari moduli, dicevamo, di contenuto. Ci possono essere delle relazioni, degli speech in cui un solo interlocutore parla, ci possono essere dei momenti più esperienziali, delle demo, ci può essere un'intervista. Se un interlocutore non ha una particolare familiarità, per esempio con la telecamera, forse è meglio affiancargli qualcuno che gli ponga delle domande. Ci possono essere interventi iper brevi, quelli tipici delle start-up, gli elevator pitch che durano 1, 2, massimo 5 minuti. Ci possono essere elementi più tradizionali come i panel moderati con 3-5 interlocutori che si confrontano. È importante prevedere sempre la possibilità per il pubblico di intervenire, tipicamente con domande e risposte. Si possono sfruttare le soluzioni integrate negli strumenti di connettività più diffusi, oppure sfruttarne di altri costruiti ad hoc. E infine le conclusioni, spesso trascurate ma per un evento sono centrali, ci aiutano a fare sintesi di quello che ci si è detti. Devono avere almeno 3 elementi, appunto una sintesi, ovviamente il ringraziamento alle persone coinvolte e, terza e più importante, una call to action, cioè l'invito al pubblico a fare qualcosa dopo l'evento. Può essere anche un'azione minima, iscriversi a una newsletter, scriverci una mail di feedback, contattarci, chiedere maggiori informazioni, ma qualcosa ci dobbiamo inventare. La nostra prima preoccupazione infatti deve essere coinvolgere il pubblico, mantenere viva la sua partecipazione e l'interazione, e quindi ecco tanti strumenti, le chat di sistema, il Q&A, chat su Telegram, su LinkedIn, gli elementi di polling, quindi sondaggi in diretta durante l'evento, e ancora piccole gare, piccoli contest e quant'altro. Questo della partecipazione del pubblico è assolutamente centrale. Ci sarebbe tanto altro da dire, avremmo potuto parlare di materiali di comunicazione e così via, ma non voglio ammorbarvi oltre. Soprattutto lascio a disposizione vostra le slide che adesso sto furiosamente facendo girare per arrivare all'ultima, che però è avantissimo, dove ci sono... Oh, sono andato troppo avanti, chiedo la
ai nostri amici del service se ci mettono sull'ultima slide, quella dove ci sono i miei contatti, perché se avete voglia di approfondire qualche aspetto, di costruire insieme il vostro prossimo appuntamento, qui trovate i miei contatti, la mia email, il sito di Bloom. Con questo vi ringrazio, vi do appuntamento ai momenti di matching che saranno qui dalla Digital Showroom a partire dalle 11:30 e domani con gli altri momenti di formazione e di approfondimento sempre qui dalla Digital Showroom di Samu Expo. A più tardi!